Scatman's World. Raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. E dal Bode. Il Bode vuole darmi un supporto morale prima delle discipline. Ciao, mare. Scusate. Ecco, oggi è l'ultimo giorno delle Olimpiadi, quello finale. Come sapete manca, insomma, siamo là col medagliere, non posso dire niente perché il Bode non sa niente, quindi voi lo sapete però, perché, come si dice, avete visto il video? Facciamo silenzio. Infatti, mentre il Bode non può vedere i video, chiaramente, fino a questo non li puoi vedere, Bode. Se è così, accettalo. No, va bene. Ecco. Va bene, ok, va bene. Esatto. E niente, adesso c'è l'atletica non vedo su i video. campo. Quindi lancio del disco maschile, salto in alto maschile, salto in alto femminile, salto in lungo maschile, salto triplo maschile, lancio del giavellotto maschile, getto del peso maschile. Scusate. Ma tutto insieme, vecchio. No, scusate, ma stavo già ridendo perché lo stronzo di Elia l'ha detto prima del video. E gli ho detto non dirlo più perché mi fai ridere e non riesco più a essere serio. E il Bode invece puntualmente lo deve ridire, no? E mi fa morire questo Ma ragazzo. sì, perché come l'hai detto, sembra che devono fare tutto insieme. Cioè una persona sola che fa il tiro da giavellotto mentre corre, fa il salto in alto, in lungo, indietro. Sì, E sì. nel bacio che vuoi tu, fondamentalmente, no? Comunque dai, chi se ne La frega, banderina. visto che il Bode è un po' deficiente dopo l'incidente, dopo il nono figlio è diventato così. Voglio mantenere 2 figli, c'è due suicidi. Voglio anticipare al Bode e dire che in realtà gli Stati Uniti ce la stiamo giocando di brutto perché arriviamo all'ultimo giorno con 7 ore a disposizione con 2 medaglie di differenza. Quindi Stati Uniti... Ecco, mi ha rovinato la sorpresa. E io godo. Stati Uniti 12 ori e Italia mi godo. 10, mentre nel totale vince l'America di 1. Quindi in 7 ori l'Italia ha ancora la chance di entrare nel Gotha, come piace dire a me, e di vincere le Olimpiadi. Gotha. Lui si eccita a dire Gotha. Se chi si eccita come te a dire cacapupù, io mi eccito a dire Gotha. Cioè. Va bene, insomma, ho bisogno di un in bocca al lupo, Elia, dai, prima di queste gare. Dai, il lupo in bocca, dai, su, vai. Lupo crepi. Dai, cazzo, è l'1:24, dai, cortesia. Mi fai dire cazzate l'1:30. Ah, perché tu non le dici a mezzogiorno, no, scherzi, tu sei una personcina sobria a mezzogiorno. Sì, la sera, alle 6. Ecco, il bello della diretta, l'amorosa di Elia. Aspetta, a proposito, ragazzi, a proposito di questo, sotto il video metto in descrizione il link di una foto che ha fatto la Vera, che è la fidanzata di Elia, che è bravissima con le foto, è veramente una ragazza che merita. Quindi se potete mettere un mi piace alla sua foto, così la aiutate nel concorso delle foto più belle, fate un piacere a lei, che comunque è bravissima, e a me che ci tengo, visto che è veramente una brava e bella persona, a differenza del Bode. È ovvio, mi sto aspettando, ovviamente. Adesso però ragazzi, visto che non posso fare un pre-match lungo più delle gare, direi di salutare il buon Bode che deve andare alla nanna perché domani va a lavorare. Lui fa il gigolò di giorno e lo spogliarellista di sera. Certo. È ovvio. Sì, speriamo che in bocca al lupo di Elia possa dare fortuna per le Olimpiadi e per l'ultimo giorno. Ciao Bode. In bocca al lupo, non in culo la balena, diciamo. Ecco, crepi tutto e mi aspetto il saluto classico del Bode per finire il video. Oh ragazzi, dopo i vanesi del Bode che ci ha fatto l'in bocca al lupo, andiamo per l'ultima giornata delle Olimpiadi. Siamo 12-10 nel medagliere, ragazzi. Lancio Duriscus. Vai ragazzi. Vai ragazzi. Scusate ragazzi, un epic fail comendiano, al posto di schiacciare l'analogico destro ho schiacciato quello sinistro. Comunque l'importante è che non vinca Stati Uniti, io devo fare 3 ore. Dai cazzo, voglio il lancio perfetto. Angolo basso, vediamo.
Merda. Well, the official measurements will come, 56-63, molto distante allora, gli Stati Uniti sono indietro, la Romania prima, qua però infatti non è l'America favoritissima. E sul salto triplo e sul salto in lungo. Dai, dai amore, dai amore, dai amore, dai amore, dai amore. Ma vai in coda Tomare. Scusate ragazzi, però mi viene i coglioni. Dai, che è il record del mondo qua. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sì, 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 sì. Dai, 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 dai. Incredibile. 73-69. E questo è oro, ragazzi. Mamma mia cosa ho fatto. Mamma mia cosa ho fatto. Grande Comendone. Grande Comendone. Ormai sono un po' deconcentrato perché ho fatto una cosa da calma, calma, siamo... Madonna, gli Stati Uniti è fuori addirittura da tutto. Calma raga. Relax, take easy. Dai, per il record un mondo. Angolo alto, sì, alto. Comunque non è una merda. Ragazzi, oro, oro. Ed è oro, ed è oro. 11-12. 11-12 ragazzi. 11-12. E siamo pari anche nel totale. Gli Stati Uniti non ha fatto infatti Italia, Ungheria e Romania. E si gode ragazzi. Quanto grazie Bode per i tuoi. Per la tua carica molto maschile. Qua speriamo che gli Stati Uniti siano in crisi perché qua l'oro non è facile. Prima altitudine. Merda. Ok. Tutto regolare. Siamo ancora su misure basse ragazzi. No, ero razzo del Comendone. Però le misure sono ancora basse e va bene. Devono uscire gli Stati Uniti. Quello è l'importante. Insomma. No, 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 Comendone, no, Comendone, no, no, no. No, Comendone, no, Comendone. Bravo, bravo. Fuori la Germania. Germania Olimpiadi sottotono comunque. 1,90. Mamma mia che velocità di merda che sto avendo. Ultimately a failure, but not far away from getting this absolutely right. Madonna, Marco. Sì. Però sono già ho troppo poco margine. Fuori anche la Nuova Zelanda. L'America continua a soffiare. Andiamo avanti di misura in misura. Well, this is quite hard, not the most difficult. Sì amore, grande. Ancora tutti dentro a parte neozelandesi e tedeschi. Grande amore mio. Fuori anche la Svizzera, ti prego, Stati Uniti va in cura a tua mare. This athlete shouldn't have a problem in clearing this height, but it isn't one of the easier levels by any stretch of the imagination. Well, he took off too early there, nowhere near the standard. Needs a good takeoff here. Malissimo. Well, the takeoff was poor there. Dentro o fuori? I don't know what was wrong with this athlete, but I think they need to have another look at this. All'ultimo tentativo. Mamma mia. It's a brave selection this. It's going to be hard to get over the bar at this level. But this is the Olympics. This is where the athletes back themselves to succeed. No, sei un bastarda. Asta di merda. Himself a chance at all of crossing there. Dai. Well, that won't be any good, I'm afraid. Siamo ancora all'ultima spiaggia.
run-up will have cost this athlete. No chance of going clear when you hit the bar that hard. Contact with the bar and siamo fuori ragazzi, siamo fuori. Se l'America vince l'oro di prima non vale più niente, ti prego no. Quinto a posto. Sì, grazie Gran Bretagna, grazie Gran Bretagna, Stati Uniti secondi, Cina terza, grazie GB. Salto in alto femminile. Sulla carta sono più alto sono più forte sul femminile. Who will be able to jump the highest? Well, the run-in was vedi, visto che alta? Visto che bravo. Cagarda. Ok. Great technique to tuck their feet in at the end. Been brilliant so far, this athlete, and the question is now, can they follow up their recent attempt with another huge effort here? Bravo. Well, made it look like a formality. Very comfortable. Stati Uniti ancora dentro. Solo la Francia è fuori. I galletti. Rischiamo 1,90 subito, mi sento sicuro. Calma, comandone. Well, attempt number 2. Well, that won't be any good, I'm afraid. A stutter in the run-up will have cost this athlete. No chance of going clear when you hit the bar that hard. Bravo, alla terza è andata. Sì, Stati Uniti fuori. Stati Uniti ancora fuori. Crisi statunitense. Che go, 2 metri. L'ho rischiata subito un po' grossa. Coglion. Ti prego 2 metri, dammi 2 metri, dammi 2 metri, dammi 2 metri. Sì. Ed è già oro, è già oro, è già oro, è già oro. And this could be a difficult decision. È già oro ragazzi, è già oro. È già oro. Siamo pari adesso. Siamo pari, cazzo, non vi credo. Well, the run-in was great, but the takeoff really left them in big trouble. Va benissimo così. Ed è oro. Brasile secondo, Olanda terzo. Olanda sta recuperando bene le medagliere alle ultime cose. E gli Stati Uniti sono settimi. Ragazzi siamo pari, 12 a 12. Una chiamata, riprendiamo. La Giamaica non mi ha fatto il miracolo. Ormai o faccio io qualcosa o tiro nel culetto. Well, just didn't get enough height on that jump to get the 7,25. 8. Brasile! Oddio! Io amo il Brasile. Ti prego, Ovesboro 8 ha fatto. Amo il Brasile, amo il Brasile, amo il Brasile, amo il Brasile. Prego, tieni però. Questo è un bel foul. I salti non sono forti. Porca puttana. Non ho mai fatto niente di buono in questa disciplina. Mi dispiace ragazzi, sta sfumando il sonno del medagliere con questa prestazione. Sono tutti là, No, era perfetta la velocità, sono un coglion de merda. Va in culo, va. Finita ragazzi. Dai, Brasile sulla. Ancora gli americani padroni probabilmente. Adesso mi devo mangiare il medagliere per queste cazzo di discipline. Ecco, ho perso le medaglie in skit, non dovevo perderle là. Niente da fare. Non mi viene, cioè, non mi viene il tempo di là. Gran Bretagna prima, speriamo nel regalotto della Gran Bretagna, che sono anche in casa. Niente da fare. Malissimo, male.
Ragazzi, molto molto. Completely lost momentum here. Gli Stati Uniti prendono anche tante medaglie, quindi nel totale anche se arriviamo a pari merito hanno più totali, in quel caso contano. Ma è già qualcosa di un po' più decente. Terzi però, buttiamo fuori Stati Uniti. Però manca ancora parecchio. Fourth attempt this, 2 more remain. Che schifo. Stavolta che lo sa... Ma cagare, guarda che bello che era. L'America mi supera 2 salti. Beh, che forse l'America non la prende almeno loro. This is round number 5 then. Questo mi sembra più buono. No, terzi a pari merito l'America è prima e siamo lontani di pochissimo. Ultimo salto, vai Kuminga. Sì, calma. All'ultimo salto! Non ci credo! Mangiatemi il cazzo, americani di merda! Ragazzi, lancio del giavellotto, mancano 3 specialità e siamo a pari. Però in questo momento mi pare sia gli Stati Uniti, ma comunque il medagliere sarà all'ultimissimo video, quindi non ci sarà il medagliere qua, lo metterò alla cerimonia di chiusura. I can't help but feel that this athlete needs a world record to win this event. Angolo basso. Calma Marco, calma. Francia prima, noi quinti, ma mancano ancora parecchi tiri. Angolo giusto, ma la velocità. Comunque ho il giavellotto oro perché ho fatto il record mondiale, ecco. Non ci credo, questo deve essere l'oro sicuro. Questo salto triplo non avrei mai pensato e mi cavo le medaglie qua. Incredibile, non ho parole. Well, this is the 4th round when the athletes are fully warmed up, the nerves have gone, you expect the better throws here. Foul. Fanculo, fallo. 2 tiri. And it shows Italy are in 6th place. When justice is back. Dai, corri. Terrific throw. Well done. Male. Secondo. Dai, l'ultimo come prima. Voglio cantare l'oro. Dai, voglio avere l'oro. Final attempt. Good pace on the runway. Sì, calma. Sì! Ancora l'ultimo. 91. Ed è primo posto. Adesso però ragazzi io sto in silenzio con il medagliere. Silenzio. Adesso solo alla fine scopriremo chi vince. Del peso maschile. Qua penso che non sia Stati Uniti favoriti. Secondo me più Polonia, Finlandia e Svezia, ma vediamo insomma. Non si sa mai, sappiamo che. Dai, corri comandone. Grandissimo, è già al primo posto, sicuro. Per adesso intendo. Infatti invece Finlandia è secondo, madonna, qua. Calma. Cosa sta facendo st'ultima giornata, mamma mia. Male, questo bruttino. Siamo ancora primi. Però la Svezia si è avvicinata di brutto.
Ce la giochiamo sul filo, bello anche questo, però non basta. 19,50, 19,16. Ma The nerves have gone now. non bellissimi questi. Dai, 2 ne mancano, non posso fregarmi loro. La Finlandia si avvicina. Stati Uniti in crisi. Male. Ultimo. Io sto in silenzio, ragazzi. Ma brutto, bruttissimo, orribile. Silent, please. Ed è oro, ragazzi. È oro. Ma il buon Kumenda sta in silenzio. Italia, Finlandia e Svezia. Però silenzio. La prossima è l'ultimo livello della diretta. Epic fail kumendiano. Le gare sono finite, il getto del peso era l'ultima. Quindi non lo so, adesso devo fare un paio di conti. Però qualcosa di positivo nell'area c'è, ragazzi. Le Olimpiadi sono finite, adesso ci sarà la cerimonia di chiusura, quindi ecco, adesso il medagliere non ci sarà in questo video ma nell'ultimo, proprio la prima cosa, e dopo si va con la cerimonia di chiusura. Ragazzi, è stata un'Olimpiade bellissima, ho apprezzato molto, avete commentato, siete proprio appassionati, addirittura mi avete detto che avete quasi la tensione nel vedere le mie discipline, insomma, se era oro, argento o bronzo. Io mi ha fatto piacere, mi sono sentito molto vicino a voi con questo gioco. Io, ragazzi, io ve la butto, dopo chiaramente è chiaro che non è facile, però io ho un sogno, sinceramente, quello di fare le Olimpiadi insieme a voi. Se qualcuno ha il gioco, ragazzi, oppure se decidesse se prendere il nostro gioco, prendetelo, ragazzi. Io do la disponibilità, sono sincero, più di Flight Simulator, che è un periodo che, ragazzi, anche il raduno, sì, se volete lo facciamo senza problemi, perché quando faccio una promessa la mantengo, però in questo momento ho più voglia di altri giochi. E se comprate London, ragazzi, possiamo fare l'Olimpiade mostruosa online, cioè, con tutti i video postati sul canale, con anche la vostra voce se volete, e fino a 8 giocatori, quindi sarebbe il sogno. Vabbè, è difficilissimo, perché capisco, ragazzi, che se questo gioco costa un po', non a tutti amano questo genere di giochi, perché comunque sono 49 €, 39 per un gioco che dopo le Olimpiadi è un po' dimenticato. Posso capire che non è facile, poi se non lavorate è ancora di peggio, però sarebbe per me proprio un sogno poter condividere con voi l'Olimpiadi multiplayer. Vabbè, ragazzi, io saluto tutti, le Olimpiadi sono andate, adesso vediamo il medagliere, speriamo di aver portato a casa il successo e di portare anche fortuna alla vera Italia, visto che per esempio col kayak K1 ho vinto e poi il buon Molmenti ha portato a casa l'oro. Un saluto dal Comendone, ciao!